Buongiorno a tutti. Iniziamo la nostra giornata e la nostra settimana scolastica nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ieri nelle nostre comunità si è ricordata la giornata missionaria mondiale. Naturalmente quando si parla di missionari si pensa a chi lascia tutto e parte verso altre terre per portare il Vangelo, ma portare anche promozione umana. A me piacerebbe invece che questo aggettivo lo applicassimo a ciascuno di noi. Sì, perché in quanto battezzati tutti noi dobbiamo essere missionari e declino la missionarietà attraverso due espressioni che traggo dalla liturgia della parola, dalle letture che dovremmo aver ascoltato ieri durante la messa. La prima espressione la prendo dal libro del profeta Isaia, la prima lettura. Io ti ho chiamato per nome. Ciascuno di noi, nel giorno del nostro battesimo, quando è venuto alla vita, è stato chiamato per nome da Dio. Mi piace davvero tanto questo pensiero, sentirmi ogni giorno chiamato per nome. Secondo, dalla lettera di San Paolo alla chiesa di Tessalonica. Paolo invita ogni cristiano, in quanto missionario, ad essere operoso nella fede, impegnato nella carità, fermo nella speranza. Una fede operosa, una fede che si sporca le mani, una fede che sa essere dono per l'altro, un impegno nella carità, che non vuol dire fare l'elemosina, sia ben chiaro, vuol dire sapersi prendere cura l'uno dell'altro. E poi fermi nella speranza. Oggi siamo molto preoccupati, lo sappiamo bene, il Covid, la situazione economica, magari voi per questa mattinata qualche verifica, qualche compito. Cosa vuol dire nutrire speranza? Vuol dire essere certi di aver fatto il proprio dovere, di essere stati responsabili, ma allo stesso tempo fidarsi di un qualcosa di più che viene da qualcun altro, un dono che viene da Dio, che ti apre orizzonti nuovi, di vita, di possibilità, di relazione, di impegno. Mamma mia, che bello se davvero la speranza abitasse i nostri cuori e le nostre giornate. Le affronteremo sicuramente con un sorriso più grande e più bello. Siamo fuori nel giardino del Barbarigo. Oggi è una bella giornata di sole, ma cominciamo a sentire un po' di freddo. Un giorno Santa Teresa di Lisieux, sapete che è la piccola santa che ci sta accompagnando in questo mese, disse di sentire tanto freddo, ma non freddo fisicamente, ma freddo dentro al cuore, perché non sentiva il calore degli amici, dei fratelli, e aveva voglia di accendere un fuoco in loro, il fuoco appunto della carità e della speranza. Vi affido questo compito allora per questa settimana: accendere negli altri un fuoco di bene, un fuoco di bellezza, saper scorgere nell'altro la fonte di calore dalla quale attingiamo per essere meno soli e camminare con più gioia nella nostra vita. Mi permetto, alla fine di questa preghiera, di ricordarvi alcune cose importanti per la vita del nostro Barbarigo. Ad esempio, la bellezza di poter iniziare le nostre giornate con un piccolo momento di preghiera. Basta un segno della croce, un Padre Nostro, un'Ave Maria condivisa, per dire iniziamo la nostra giornata mettendoci nelle mani di Dio. La seconda cosa, ogni giovedì mattina alle 7:35 noi preti del Barbarigo celebriamo per voi la messa, l'Eucaristia, nella cappella Cenacolo che si trova alle mie spalle. Siete invitati a partecipare, naturalmente rispettando le misure di sicurezza che ci sono imposte dalla situazione che stiamo vivendo. Però davvero mi piacerebbe cominciare a vedere qualcuno di voi che partecipa anche a questo momento della nostra comunità scolastica, per dire agli altri che è bello anche incontrare Gesù nella messa. Altre cose ve le dico la volta prossima, però ce n'è una importantissima che non posso dimenticare. Voi sapete che il 1° novembre Don Cesare, il nostro rettore, entrerà a svolgere un nuovo servizio nella parrocchia di San Lorenzo di Albignasego. Fin da ora vorrei invitarvi tutti a partecipare a questo momento,
proprio insieme a tutta la Chiesa diocesana e di quella parrocchia. Ci sarà anche il Vescovo Claudio che accompagnerà Don Cesare a iniziare questo nuovo servizio alle 10 il 1° novembre a San Lorenzo di Albignasego. Aspetto anche te. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.